Bentrovati ad Amici Amici, la rubrica che vi racconta la verità su quanto bergamaschi e bresciani si conoscono e si stimano, almeno in questo speciale anno di Capitale della Cultura. Allora, oggi domanda facile per i bergamaschi. Ecco la Vittoria Alata, statua bronzea del I secolo, emblema di Brescia. Anche i bresciani saranno facilitati e mostreremo loro le mura venete che dal XVI secolo sono poste a difesa di Bergamo Alta e che da qualche anno sono patrimonio UNESCO dell'umanità. Sigla! Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Qui in Città Alta, in questi meravigliosi vicoli, in compagnia di... Gabriele. Gabriele, tu sei bergamasco? Signore, piacere. Piacere nostro. Senti Gabriele, tu che fai di bello a Bergamo? Di che ti occupi? Io lavoro nella ristorazione come cameriere in un ristorante a Torre Boldone. Così, sono più simpatici bresciani e bergamaschi, Gabriele. Allora, io sono sfegatato, quindi c'è un po' di rivalità, ma tutto ciò è solo legato alle cause calcistiche. Per il resto siamo cugini, stessa terra, stessa Vabbè, allora solo sul calcio. Solo sul calcio. Effettivamente l'Atalanta, beh, insomma. Stiamo viaggiando mica male, va là, dai, siamo contenti. E noi abbiamo questo a Brescia, che cos'è? Devo essere sincero, confesso la mia ignoranza. Questo è il simbolo della città di Brescia, una statua bronzea e una vittoria con le ali, quindi una vittoria. Alata? Lo vedi? Lo vedi che anche l'Atalantino quando mi si applica ce la fa? Dai. Va bene. Senti Gabriele, dai, salutiamo allora i cugini bresciani, magari in dialetto bergamasco. Vabbè, Bergamo e Brescia, il dialetto è uguale. Appunto, così lo capiscono. Saluto tutti gli ignari di Brescia. Legnare? Vabbè, c'ho la moglie. Simpaticissimo. A Brescia, grazie. Siamo sempre sul corso Zanardelli a Brescia, siamo tornati qui in compagnia della signora Adele. Lei signora Adela è bresciana? Sì. Città? No, città no, provincia. Provincia, va bene signora Adela. Ci sono nata. Ok, quindi nativa di Brescia, poi trasferitasi in provincia. Le mostro questa immagine di un dettaglio della città di Bergamo, perché ai bresciani stiamo chiedendo un po' di cose sui bergamaschi e viceversa. E guardi, insomma, il primo... Bella Brescia. Questa manco guarda l'immagine, dice parte in quinto, più bella Brescia. Però loro hanno queste, cosa sono queste? Sono mura? Le mura venete. Noi l'abbiamo. Sì, ne abbiamo noi, anche noi, il nostro castello è migliore. Lei è partita proprio in quinta e meglio Brescia, perché sta cosa? C'è Bergamo. Perché non le piace Sono Bergamo? delusa quando ci sono stata. Perché? Che cosa? Sì, ne ho sentito parlare tanto bene di questa Bergamo Alta, eccetera. E vabbè, non l'ho trovata un granché. Quest'anno dobbiamo essere bravi però, dobbiamo parlarci bene reciprocamente. Va bene. Se volete, ne parlo bene. La visiterà, tornerà a vederla. Sicuramente, perché la prima impressione non mi aveva, come ti ripeto, non mi aveva colpito. Ma amici parenti bresciani ne ha lei? Bresciano. Scusi, bergamaschi, mi perdoni, conoscenze? Allora, conoscenze sì, amici o parenti, sul bergamasco no. Che tipo di conoscenze sono? Di lavoro. Ah, ok, vabbè, quindi e loro che dicono dei bresciani? Sinceramente non lo so, non ne ho la più pallida idea. C'è questo campanilismo, lo È sento. sempre stato, sì, Però, dai, cerchiamo di tenerlo a bada, ma sicuramente. Dai, vabbè, Adele, allora salutiamo o in italiano o in dialetto, come preferisce lei, gli amici bergamaschi. Va bene, arrivederci, alla prossima perché ci torno. Benissimo, preparate a Città Bella che torna, Vieni a visitarla di nuovo. Alla prossima, grazie, ciao.